La Commissione Giustizia della Camera ha completato questa settimana l'esame dei vari disegni di legge migliorativi della legittima difesa in Commissione e quindi arriverà a breve in Aula la proposta normativa costruita dal Comitato Ristretto sulla quale lavoreremo, credo, entro questo mese. Passi alterni per la legge sulla legittima difesa. Da una parte l'iter procede seppur con i tempi romani in Parlamento, dall'altra la Corte Costituzionale ha bocciato la Regione del Veneto sul tema del sostegno agli imputati di eccesso di legittima difesa. In pratica i giudici supremi hanno definito illegittima la legge regionale che istituiva un fondo di 150.000 euro per il patrocinio gratuito ai veneti che hanno reagito a furti e rapine o aggressioni con atti che secondo l'attuale legislazione avrebbero ecceduto il limite della difesa. Reazione immediata del governatore Zaia che rimprovera la legge facendo tesoro dell'indicazione della consulta, sempre che nel frattempo una nuova e definitiva norma sulla legittima difesa non arrivi ad approvazione definitiva, magari entro l'anno. C'è una data per pensare a una legge definitiva? Ma secondo me per maggio la proposta dalla Camera sulla modifica della legittima difesa potrà già andare al Senato.